Il mondo al resta quiet per 3 anni, senza nessuna guerra entre Aram e Israele. Il terzo anno Giosafat, re di Giude, al venì a chattà il re di Israele. Il re di Israele urdise ai sei graduati: o sapeis ben che Ramot di Galad è Jenestre, e no, non fasin nulla per cioglie di man al re di Aram. E dise a Giosafat: vignaresis tu con me a combatti a Ramot di Galad? Giosafat gli rispondé al re di Israele: c'è che sarà per me, al sarà anche per te, per me int come per te, per i miei ciavai come per i tuoi ciavai. Giosafat gli disse al re di Israele: par plasè, interpelle prin la paraule dal Signore. Il re di Israele al clamadonge i profetis, un 400 di loro, e urdomandà: aio di là attaccar Ramot di Galad o aio di fa di mancol? I risponderi: va su, che il Signore le metterà tes mans dal re. Ma Giosafat al disè: non tese al proprio nessun altri profete dal Signore di poter interpellarlo lui. Il re di Israele gli rispondé a Giosafat: andè ancima un uomo che si poderesse interpellare il Signore mediante di lui, ma io lo hai in asse perché che non mi indovine mai ben dai miei confronti, dove mal. Alle miche, fidimle. Disse al Giosafat: il re non l'ha di fevelà così. Il re di Israele al clamà un ciastrat e gli disse: fas vinica dal momento miche fidimle. Il re di Israele e Giosafat, re di Giude, erano sentati ognuno sulla sua sente, con la montura più fine, sull'aria denante de porte di Samaria, e 12 profeti a profetare denante di loro. Sedecia, figlio di Kenane, si fase un par di quars di fier e al disè: così affeveglia il Signore, con chest tu squarnaras gli arameos fin all'ultimo. E 12 profeti a diserin le stesse robe: va su a Ramot di Galad, ti larà drete, il Signore le metterà tes mans dal re. Il mes cagliere lata cirimiche e dise: ciale che i profeti e hanno una voce sole per fevelà a pro dal re, cir di fevelà compagni di loro e disi che il larà ben. Ma Michei rispondé: pe vite dal Signore, c'è che il Signore mi disarà, lo fasarai savè. Arrivà da proof dal re e il re domandà: Michè, vino di là a combatti a Ramot di Galad o vino di fa di mancol? I rispondè: va su che ti larà in quarto, il Signore le metterà tes mans dal re. Ma il re disse: trosvias aio di scongiurate di dimmi la rude verità tal non dal Signore. Allora che l'altri disse: o hai vedut Israel sparnissat pes monts, tanche un rodul di pioris cence pastor. Il Signore l'ha dit: a son cence paron, ognun cal torni in paz a case so. Allora il re di Israele disse a Giosafat: ti avevi pur si dit che non mi varresti indovinat nuie di ben ma dome mal. Michè alzontà: ascolta invece la paraula dal Signore. O hai veduto il Signore sentato sulla sua sente, tutte le schiri dal ciel e ieri denante di lui, a drette e a ciampe. Il Signore al domandà: cui ingenerai al Acab, che l'è di su quintri Ramot in Galad e al soccombi? I risponderi, un in tune maniere e un in che altre. Allora un spir si fase indenant e si fermà in faccia dal Signore. Io disse a lui in generai. Il Signore domandà: e c'è mutpo? I rispondè: o l'arai io e o diventerai un spirito di bausie sulla voce di 12 profeti. Il Signore disse: tu lo ingeneras e ti la radrete, vai io e fas così. Vi ho distumo che il Signore ha mettuto un spirito di bausie sulla voce di 12 profeti che sono acchenti, ma il Signore ha destinato la disgrazia quintri di te. Allora Sedecia, figlio di Kenane, alle donge
e molà un pataf amichete gramule, dicendo: di quanti in cal spir dal Signor mi hai abbandonat par fevelati a te? Michei rispondè: tu lo viodaràs, la di che tu sciamparàs un ciamarin par platati. Il re di Israele al de ordin: brinche Michei, e dai all'immansa Amon, sorestante de citat, e al fi dal re Joas. Tur di daràs, il re al discussi: metteit che stom in preson, e tigni l'udome a pan e aghe, fin tremai che no torni da ur san e salv. Dis al Michei: se tu torni san e salv, all'udì che il Signor non l'ha fevelat con la me voce.